Se danno il verde, perché poi si buttano anche da quest'altro lato? Se posi il telefono mi vedi, coglione! Ma questo non sta guardando proprio, guarda qua. Oh! Cioè, questa se si buttava io l'ammazzavo. Così si fanno le rotonde a Napoli, giusto? Ma cosa è successo? Un incidente? Il corso di Secondigliano è da pazzi. Ma lo stavano uccidendo in pieno. Si sono bloccati per la macchina parcheggiata in doppia fila. Non guardate, no, buttatevi direttamente. Ma perché ha fatto quel movimento così? Certo. Ma già stanno scendendo i ragazzi da scuola. Beati loro, cioè che ora vanno? Vanno alle 8 e finiscono alle 11. Che bello. Solo a me mettevano gli orari alle 2 sempre, da subito. Da subito a me, fra le 2. Cioè iniziavi i primi 2 giorni, mezzogiorno, e dopo ti facevano morire dentro scuola. Non se ne fregava nessuno. Voi che state andando a scuola quando vedrete questo video è già iniziata da un mese la scuola. Però voi che state andando a scuola, anche voi state uscendo alle 11. Siete molto fortunati. Ragazzioli, oggi prenderemo un mezzo importante. Un mezzo che sono curiosissimo di provare da una vita. E grazie ad Area 101 finalmente oggi lo proveremo. Parliamo di un mezzo che già sapete anche nel titolo. Quindi Touareg 660, ragazzi. Oggi ci divertiremo un bel po'. Tutto a posto? Buongiorno. Benissimo, fratello, a te? Tutto bene. Ed eccola qua, ragazzi, Touareg 660, scarico SC in carbonio. Poi dopo ve lo faccio vedere bene. Comunque sì, Vittorio, è comodissima. E adesso, ragazzi, stiamo andando in giro per Napoli a fare i camorristi, come fanno tutti quanti con le Africa Twin e con i Teneré. Adesso lo facciamo noi con il Touareg. Oh, è proprio cattivo, Apprezzano i ragazzini, vedete? Io non mi spiegherò mai come funziona questo incrocio. Se danno il verde, perché poi si buttano anche da quest'altro lato? No, ma mi taglia. Non è che non si impenna, mi taglia proprio lei. Forse c'ha l'antimpennata. No, questo non sta guardando proprio, guarda qua. Nice shot. Sì, taglia un po', però si è alzata, però soffre. Secondo me c'ha l'antimpennata. Oh, scende giù una bellezza. E sto scarico, ragazzi, canta anche da Dio. Il motore è il solito bicilindrico Aprilia 660 di cilindrata. Sto morendo male. Sono un po' influenzato, ragazzi. Eccomi qui. Ma questa sta attraversando. Questa stava attraversando nella curva con la stampella avanti alla polizia, in tutto ciò tranquillamente. Io la stavo per ammazzare. Questa se si buttava io l'ammazzavo. No, io non me lo spiego veramente la gente come sta qua. Ragazzi, mentre sto editando questo video voglio darvi fastidio ancora una volta, però perché sto regalando il mio TM300 due tempi. Vi ricordo di andare a recuperare il video che vi lascio qui in alto, di commentare come dobbiamo fare questa motocicletta, perché a 100.000 iscritti regalerò questo TM ad uno di voi. Come bisogna fare per partecipare? Semplicemente dovete commentare tutti i miei video, anche quelli vecchi, iscrivervi al canale, e la persona che leggerò più presente nei miei commenti sarà il vincitore del TM. È semplicissimo. Allora, come sensazioni di guida già ti so dire che penso non abbiamo sentito una buca fino adesso. E già questo ti fa capire che è il mezzo per Napoli. Se posi il telefono mi vedi, lo sai? Se posi il telefono mi vedi, coglione. Se posi il telefono mi vedi. Però mi stavi prendendo. No, io sto nella mia corsia, caro. C'ho il video, comunque, se vuoi vedere. Butta, mannaggia. Questo che si butta così. Vai, vogliamo avere tutti quanti ragione qua. Cosa di pazzi? Cosa stavo dicendo prima di questo? Mi dimentico perché mi fanno arrabbiare. Stavo dicendo che sono comodissimi. Abbo domani. Questa si è addormentata, sta mangiando la pizzetta. Buona? Buona la pizzetta? Stavo dicendo, questi tipi di mezzi per Napoli sono l'ideale. Teneré, Africa Twin, Touareg, uno più perfetto dell'altro, perché alla fine, guarda, prendo i fossi e non li sento. Con la 09 qua sarebbe smantellato tutto, invece niente. Bellissimo. Oh, e c'ha una coppia. Aspetta, voglio vedere una cosa. In sesta, a 4.000 giri. Oh, recupera benissimo. Ma poi sto scarico SC, ragazzi. Siamo arrivati a Secondigliano e siamo in un nuovissimo Cosa vuol dire guidare a Napoli. Vedete? Così si fanno
Così si fanno le rotonde a Napoli, giusto? Vedi? Non le sapete fare le rotonde. Grande. Sì, ma lo stesso non ci fanno passare, dovrebbero darci la precedenza. Grande. Ragazzi, sto scarico è troppo bello. Veramente, sto scarico di casa è un casino. Questo cosa deve fare? Ma infatti sempre meglio andare piano. Ah, sta facendo inversione. Giusto. Giusto. Chapeau. Ma lo sai che ha molta più coppia del tenere? Guarda, perché attraversate dietro i pullman? Non me lo spiegherò mai. Su una corsia a doppio senso non si attraversa dietro un pullman. Vi uccidono, cazzarola, comparite all'improvviso. Comunque stavo dicendo, ha molta più coppia del Tenere. Assurdo. Lo sai, non me la... Io già quando ho provato il Tenere non me l'aspettavo con così poca coppia. Cioè, avendo il motore della 07 me l'aspettavo un pelino con più coppia. Però alla fine, cioè, mi sembrava più la coppia simile a quella dell'R7. Ma non conoscendo i rapporti, ragazzi, che sia chiaro. Però non la sentivo la coppia come quella della 07. Questo invece c'ha una coppia assurda, spinge un casino. Bello. Bello veramente, sto scarico è tanta roba, veramente tanta roba, soddisfazione. Il poliziotto mi ha salutato. Che grande, che bello, cioè, rispetto motociclistico. È stato bellissimo, veramente. Queste sono quelle cose che ti fanno emozionare. Dai, 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 ce la facciamo? O qui siamo tutti fermi in seconda fila? Qua cos'è successo? Un incidente? Sì. Fast stop. Oh. Non vi preoccupate, qua lo stavano uccidendo in pieno. Comunque io lo ripeterò sempre, il corso di Secondigliano è da pazzi. Cioè qua devi andare veramente piano, devi guardare attorno, oppure corri come un pazzo e sei tu quello che va come un pazzo. Sta attraversando. Qua si fermano ognuno dove vuole. Che bello. Con questa moto comunque mi sento anche io un po' più napoletano. Più che altro l'unica cosa che abbiamo il casco integrale. Ci dobbiamo mettere pure noi senza casco, come tutti quanti. Mi devo far crescere un po' di più la barba, mezze maniche, collanina d'oro, e andiamo a girare a Mergellina senza casco anche noi. E a differenza di tutti gli altri, noi abbiamo lo scarico, perché loro si comprano le moto e non ne capiscono un cazzo. Poi vogliono sgasare. Noi abbiamo un SC con fondelli in carbonio super cattivo. Later. Oltre alla barba, la canotta e la collana d'oro, ragazzi, a noi ci manca il borsello in questo momento. Inversione dell'incrocio. Lui che resta fermo. Ah, si sono bloccati per la macchina parcheggiata in doppia fila. Guarda, che bello. Aspetta, lui la stava... Ah, ok, stava mangiando la pizzetta. Il manicomio più totale. Giustamente, poverini, guarda. Cioè, chi guida il pullman a Napoli secondo me veramente c'ha le palle piene. Lo stress a 10.000. Ma come cazzo? Cioè, ma come fai a parcheggiare una macchina così? Io non me lo spiego, veramente. Con quale coraggio? Ma poi pure di squincio, cioè nemmeno ad azzeccarla sotto. Guarda che dici tu, almeno ce la fanno a passare. No, mettiamola di squincio, così rompiamo il cazzo a tutti quanti. E noi per fare una strada ci mettiamo 50 minuti. Io poi sclero. Chiamo Massimo Decimo Meridio. Come suona bene questo SC? Wow, lui. Ce l'ha fatta, grande. Semplicemente che si è spostato il pullman. No, vabbè, però. Cioè, così diventa uno stress. Fatemi un po' di spazio. Vabbè, me lo creo io un attimo lo spazio, allora. Scusami, hai ragione, però per colpa di tutti qua non posso farmi 3 ore di traffico. Ma la moto stava andando un po' in ebollizione. Dai, non guardate, no, buttatevi direttamente senza guardare, col bambino avanti, tanto la vita è una sola. Comunque è comodissima. Non lo so però il perché mi viene da stendere le gambe, ci vorrebbero i paramotori qua. Pam, che tu stendi le gambe, ti stai bello comodo perché il serbatoio è molto alto. Però con un mezzo paramotore così, Hai cagato? cioè saresti proprio su un divano. Abbiamo i caschi integrali, siamo criminali. Oh, guarda questi, che bella partenza. Oh, ma perché non salutano mai gli enduristi? Ma adesso, oltre a quelli col GS che non salutano, anche quelli con la Desert X se la tirano, loro c'hanno la Ducati.
non salutano. Che cacche. Ragazzi, voi salutate sempre. Ciao. Se salutate sempre in moto, scrivete nei commenti hashtag io saluto sempre. I motociclisti devono imparare che devono salutare. Madonna, che bello, non senti un fosso prenderli poi tranquillo. No, ma questa è da portare a fare enduro, secondo me. Che bello non prendere gli specchietti perché ci passi sopra. Guarda questo avanti al camion così, controsenso. Che grande. Later. Mise spinge. Se vuoi spingere, spinge, ragazzi. A me prende coppia subito, cazzarola. Qui stanno mettendo i guardrail nuovi. Si sono resi conto che sono da omicidi quelli che avevano prima, completamente illegali. Ti viene proprio voglia di viaggiare con sta moto. Stavo pubblicando un attimo il video nuovo, ragazzi. Anzi, ve lo lascio anche qua in alto, così ve lo andate a rivedere se non l'avete visto. C'è un ragazzo che impenna un T-Max e io che cado dall'MSX. Tante cose divertenti, andatevelo a vedere. Sì, però dammi il tempo. Che caldo, mamma mia, questo giubbino addosso si squaglia. Grazie mille. Che ha combinato questa? Ma perché ha fatto quel movimento così? Che poi deve andare anche a destra. La gente sta pazza. La gente sta pazza, guardala. Vai, aggressiva. Donna al volante, pericolo costante. Women. Madonna, le buche, niente, non sente niente. Che bello. Guarda qua. No, vabbè, questo mezzo si deve portare a fare enduro. Non ci sta altra soluzione. Devo provarlo con un po' di sterrato, con un percorso un po' fatto bene. Vespa, se stai guardando questo video, cioè secondo me questo e il 790 insieme ci divertiamo veramente tanto. Devo vedere solo se Area 101 è disposto a darmelo per andare a fare enduro. Giustamente non ha protezioni, non ha nulla. È abbastanza rischioso, che con un mezzo simile un paio di appoggiatelle ce le fai sicuro, anche se non cadi. Chi? Ma dove, in macchina? Me lo prendo dietro. Vero? Sì. Fermati, sembra brutto. Oh, pare. Cosa sta facendo questo a te? Me l'ha detto lui, non vi avevo visto. Certo. Guarda, te l'ho detto subito. Grandi. Vai tranquillo, non ti raccomando, non vado di fretta. Giuseppe, piacere. Giuseppe. Giuseppe Barbato, seguimi su YouTube. Serio? Anche su TikTok. Giuseppe Barbato. Ma non mi trema la mano. Grande. Ma non sto tremando. Grandi ragazzi. Alla prossima. Si infila anche bene il tenerello. No, non è il tenere questo. Questo è il Pegaso 660. Questo sarebbe una sorta di aggiornamento del Pegaso dei falchi. Quindi noi adesso siamo falchi. Siamo poliziotti. Passo? Non possiamo fare le cose illegali. Sì, è vero, loro impennano e stanno anche senza casco. Però da quando è successo quell'incidente no, se lo mettono il casco. Da quando è morto il falco in moto a Mercellina, no, seriamente parlando, lo indossano sempre il casco. Prima non lo indossavano, ragazzi, per mimetizzarsi, perché da come ho detto prima girano senza casco e quindi loro si ambientavano anche loro al napoletano criminale che gira sulle moto senza casco. Non è criminale per chi guida la moto senza casco, che sia chiaro, sono altri loro interessi, quello è il punto. Sta piovendo, no? Madonna, che bello fa sta strada senza che si smantella la 0, senza dover camminare per forza sulla linea bianca. No, ma ci vuole un mezzo da enduro comunque a me per Napoli, non mi interessa. Vai, 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 arrivi prima tu, arrivi, vai, vai. Ho vinto io. Qua chi si infila prima, veramente. La frustrazione delle donne al volante è proprio assurda. Se rispettassero invece la precedenza della rotonda da entrambi i lati, si passerebbe tranquillamente come in tutte le altre parti del mondo. Si creerebbe un po' di coda ma sarebbe scorrevole. Ora lo proviamo ad impennare qua sul vialone che non c'è mai nessuno. Oh, subito candelone, eh? Però subito l'ho frenato.
bello. Non me la sono sentita di cambiare la marcia perché ancora non la conosco bene, però si alza bene proprio, Vito. Si alza proprio bene. Questo scarico, ragazzi, tanta roba. Suona da Dio.